A Parco Baleno ogni anno organizziamo una giornata, diciamo così, di porte aperte, in cui invitiamo tutta la cittadinanza a venire a vedere quello che facciamo, in modo tale che ci si renda conto delle attività che noi svolgiamo durante tutto l'anno. E in occasione di questa giornata organizziamo giochi per bambini che vengono gestiti dagli educatori del gruppo Scout che ha sede qua a Parco Baleno, e facciamo vedere praticamente le strutture che utilizziamo per le attività didattiche che proponiamo alle scuole nel corso dell'anno scolastico. Quest'anno, per il progetto che noi abbiamo lanciato da quest'anno in avanti e seguirà anche nei prossimi, abbiamo fatto una proposta più complessa di attività di didattica ambientale che abbiamo chiamato Giorno 29. E per l'occasione tutti i bambini che hanno partecipato alle nostre lezioni didattiche, diciamo così, sono stati invitati qua oggi e a loro abbiamo consegnato la maglietta con il logo del simbolo, perché deve diventare una tradizione per quanto riguarda la didattica ambientale nel comune di Mantova. Inoltre i genitori dei bambini possono vedere dove svolgiamo le nostre attività e quindi hanno potuto visitare la Serra per Farfalle, che è un importante strumento didattico e naturalistico che noi utilizziamo, e anche le voliere dove curiamo i rapaci che vengono recuperati nel nostro centro di soccorso. Noi abbiamo un centro di soccorso che opera per conto del WWF, autorizzato dalla Regione Lombardia per la provincia di Mantova. Se il tempo ce lo permetterà, libereremo un rapace di quelli che abbiamo curato in questi ultimi tempi e inaugureremo le nuove voliere che abbiamo costruito per i rapaci per quest'estate. In questa giornata comunichiamo anche l'inizio dei nostri campi avventura estivi. I bambini dai 6 ai 12 anni possono partecipare nei mesi di giugno e luglio alle attività estive che organizziamo per loro. E poi abbiamo anche comunicato la data di inizio della 3 giorni di concerto di musica acustica che faremo il 7, l'8 e il 9 giugno, in cui per 3 sere di fila 30 esibizioni di gruppi o di singoli si avvicenderanno sul palco proponendo dei generi musicali di tipo acustico. Ovviamente ogni informazione su Parco Baleno si può recuperare sul sito che è www.parcobaleno.it, e noi continuiamo con le nostre attività didattiche durante tutta la stagione.